Consegnato stamani un ecografo portatile da parte del Rotary Club di Agrigento donato all'ASP, presenti il governatore del distretto 2110 Sicilia-Malta e il responsabile dell'ASP, il dottor Cavaleri. Ma è un'iniziativa che è stata organizzata da tutti i club del distretto. Il nostro distretto comprende sia la Sicilia che Malta, sono 96 club e hanno contribuito per acquistare 6 ecografi che saranno assegnati a 6 diverse ASL della Sicilia. Abbiamo cominciato oggi con la consegna all'ASP di Agrigento e quindi daremo questo strumento che è un ecografo portatile con 2 sonde che è utilizzabile sia per i malati Covid per le visite domiciliari, ma comunque essendo uno strumento di carattere generale può essere utilizzato anche per le altre specialità in qualunque esigenza. Così cerchiamo di dare un contributo al nostro sistema sanitario e ai medici che tanto hanno fatto per noi in questo periodo di pandemia. Ecco, durante il Covid avete anche fatto altre azioni di solidarietà, insomma. Durante il Covid i club del distretto hanno speso più di 400.000 euro. Noi siamo riusciti ad avere 50.000 mascherine chirurgiche e 4.000 mascherine FFP2 in un periodo in cui non se ne trovavano da nessuna parte, grazie ai nostri collegamenti internazionali di altri rotariani del sud-est asiatico in particolare. Ma abbiamo donato a 2 ospedali siciliani, che sono il San Marco di Catania e il Santeria di Caltanissetta, un kit di strumentazione avanzatissima proprio per la lotta al Covid, e questo rientra in un progetto nazionale che ha coinvolto 28 ospedali in tutta Italia per un costo complessivo di $1.400.000, quindi il nostro distretto, il nostro Rotary in questo è stato molto presente. Noi come Rotary Club di Agrigento abbiamo già donato al mondo sanitario dispositivi di protezione individuale come mascherine, gel e visiere anti-Covid. Questa è un'iniziativa che coinvolge non solo il Club di Agrigento ma tutti i club della provincia e il distretto del Rotary International. È un'attrezzatura importante, un ecografo portatile che sicuramente sarà di supporto per quanto riguarda gli interventi a domicilio. Un'iniziativa sicuramente apprezzabile e da rimarcare come tutte le altre che abbiamo insomma, preso in carico e servono certamente a migliorare l'assistenza per quanto riguarda i pazienti Covid. Le iniziative di solidarietà sono state tante nel nostro territorio, segno che è molto sentito il tema. Sì, certamente sì, chiaramente dico, è stato un fatto che ha, come dire, scosso le coscienze di tutti quanti e ci ha segnati tutti quanti, quindi insomma non poteva essere diversamente. Ecco.